Ancora un altro successo per il Palermo Futsal Club, 7-1 contro Rotoro Cosme Damiano, dunque si torna a sorridere anche in campionato dopo la grande vittoria in Coppa. Siamo qui con probabilmente il man of the match Emanuele Fiorentino, lo salutiamo e chiediamo subito, hai fatto una partita incredibile, 3 gol, salvataggi, ripartenze, contrasti, adesso stai veramente bene. Beh, intanto buonasera. Diciamo bene, mi vado riprendendo partita dopo partita. Dopo uno stop di 6 mesi, magari un po' lungo, diciamo ci sta piano piano andarsi a riprendere. La partita di oggi è stata, diciamo, un po' a senso unico perché abbiamo giocato subito dal primo minuto belli tosti, grintosi in ogni palla, in ogni situazione del campo e diciamo, abbiamo fatto la nostra e abbiamo portato i 3 punti a casa, diciamo, lasciandoli un po' indietro. Adesso nel tuo ruolo, tu solitamente sei un laterale, quest'anno invece Mister Gentili ti sta cucendo addosso un vestito differente, ovvero quello da centrale. Come ti trovi in questo nuovo ruolo e se pensi che possano arrivare anche più gol, perché forse ti puoi anche sganciare un po' di più? Beh, può essere sì, e diciamo, a me piace la fase difensiva perché diciamo, non c'è proprio una difesa sul calcio a 5, in senso come ruolo, se giriamo tutti, diciamo non c'è una posizione proprio ferma, però si parte da lì. Quindi diciamo che mi piace, poi mi troverò libero diciamo, ovunque, il mister può mettermi anche laterale o centrale, dipende a sua volta i casi della partita che ci sono. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita, big match contro il Città di Bisacquino, una trasferta molto lunga. Ti chiedo se li conosci e come imposterete la gara. Beh, no, per conoscerli no, ma non mi importa tanto conoscere gli avversari, diciamo ogni partita ha la sua, pure conoscendosi sia Barcellona, Real Madrid, ogni partita si dà del proprio meglio e noi andremo lì per dare il nostro meglio.